Nel 2019 sono state segnalate all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia oltre 12.000 operazioni sospette di riciclaggio a nord-est. L'allarme arriva dall'ufficio studi della CGA. Si tratta di presunti illeciti compiuti in massima parte da organizzazioni criminali che cercano di reinvestire in aziende o settori puliti i proventi economici derivanti da operazioni illegali. I territori più in difficoltà, dove si presentano delle segnalazioni maggiori, sono quelli di Trieste, Pordenone, Verona e Padova, però va anche segnalato che nell'ultimo anno il numero maggiore di incremento delle segnalazioni è giunto dalla provincia di Venezia, quindi è evidente che il fenomeno è abbastanza diffuso dappertutto. Un settore criminale che si sta espandendo. Non sembra restarsi e quindi bisogna aumentare l'azione di contrasto dando più risorse, uomini e soldi alle forze dell'ordine, alla magistratura, ma soprattutto a nostro avviso bisogna che le banche tornino a fare il loro mestiere, cioè quello di erogare il credito. Purtroppo noi negli ultimi decenni abbiamo assistito a una caduta verticale dell'erogazione del credito delle banche alle imprese e questo ha fatto sì che per molti imprenditori, trovandosi la porta chiusa, magari l'unica possibilità di avere liquidità è quella di rivolgersi a chi soldi ne ha molti e li può mettere sul mercato, ovviamente attraverso operazioni sospette e quindi non legali. Secondo lei, dopo quanto accaduto col coronavirus, il lockdown, la crisi, i vari blocchi, potrebbero peggiorare questi dati? Pare di sì, nel senso che stiamo parlando però di dati solo e esclusivamente a livello nazionale. Nei primi 4 mesi c'è un aumento di oltre il 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quindi è probabile che a fronte delle crisi e delle difficoltà che si sono registrate in questi mesi non è da escludere che molte aziende siano ricorse a forme di approvvigionamento del credito illegali. L'appello della CGA si rivolge Alle banche, ripeto, che devono tornare a fare il loro mestiere, quindi erogare il credito e rischiare con le imprese. E poi a tutte le strutture, anche le associazioni di categoria, perché grazie ai loro consorzi fidi possono dare una grossa mano, un aiuto a chi oggi si trova in difficoltà. E agli imprenditori stessi? Beh, ovviamente sì, nel senso di stare molto attenti, di non cadere nella trappola di chi ti offre soldi facili, perché poi spesso questi apparenti affari hanno dei risvolti molto molto problematici e soprattutto possono sfociare in fenomeni di usura o di estorsione, quindi è evidente che bisogna stare alla larga di queste situazioni e soprattutto denunciare i casi a rischio.